è quello che ha scritto, fatto il libro Radici. 20 anni fa sì. Ah, ecco dove che avevo... Aveva qualche ruga in manco, qualche sbrego in testa in manco. I meritati ora sti schei. Che se c'ha, i meritai sti soldi, ammesso che si c'ha per radice. Bravo, bravo. Perché ormai si è cambiato tutto qua. In che senso? Col precoce una volta si zappava soldi, adesso se si deve dire che con i costi che non conviene più fare. Perché ora che paghi le cassette, che paghi i piattine, che paghi i regimi, che pago tutto, non ti metti in conto a che mano non d'opera? mettiamo in conto la mano d'opera, restiamo con poco niente. Ma forse perché ne c'è troppo? Può essere? No, diciamo che qua danno altri, la gente non lo mette più appunto per questo. E per spostare dove che i abituali fanno numeri, sul sotto, alla Tina e su vari posti, io li abituali a mettere 20 ettari, 30 ettari di questo qua. Fa lavorare da manodopera che costa poco e via. Che si appaga. E il risultato viene lo stesso. E ora quei numeri riesce a fare qualcosa e resta magari un bel stipendio in mano. Come noi altri che siamo qua di famiglia, così lavorare che tocca, sapete che fa bene lavorare nella continenta. A papà e a mamma. Papà e mamma. Averli? Li mettevo in movimento. Ma che famiglia si chiamate? Come si chiama? Marini? No, noi siamo Pol. Come? Pol. Marini è più basso. Non mi hai mai sentito nominare. Ripeto perché sono... Pol, P-O-L. Ah, poi, malgrado tutta questa produzione aumentata rispetto a una volta, sarebbe assorbita dal mercato. Certo, perché la produzione non è mondiale ancora, è qua nella nostra zona, è Veneto, tre province. La Largana Stanta, perché una volta era Treviso, adesso si è diventata Padova e Venezia una Stanta. Ma non è che io faccia in Bassa Italia o qua, perché devo il clima, devo l'acqua, devo tutto. Ma ho visto anche su poi in montagna a volte in certe parti. Però è una parte minima perché i costi ancora più elevati che in montagna. Comunque tu sei produttori da qua che fa... Ah, sono produttori qua di Treviso allora? Che vanno su di là? Quindi nel complesso il reddito sarebbe garantito, malgrado l'aumento... Esatto, l'IGP diciamo, garantisce un attimo a vendita, nel senso che se esubero del materiale, del prodotto, il primo resta sempre l'IGP che va via, perché è una garantia, perché è un disciplinare che sicuramente sa anche io come che si è fatto il discorso del consorzio, che ha da tenerti delle condizioni sia del colpita che venite controllati però da qualche volta. Chi? Che tecnico viene? Viene qui del CS qua. Del CS qua? Che sarebbe una società? Che viene a controllarmi. Prima a controllarmi se avevamo veramente quello che avevamo dato. Quando cominciamo a produrre il radicchio, loro ci devono dare un benestare, nel senso adesso ci sono le condizioni per ricominciare con l'IGP. E allora ci vengono a controllare il radicchio, ci vengono a controllare l'imballaggio e se è conforme a disciplinare va bene, altrimenti ti dicono no, devi sospendere ancora. Ma voi qui avete seminato con le piantine? No, qui ho seminato metà trapiantato e metà seminato. Sempre siete serviti in conto terzi allora? No. Tutto vostro? Organizzatissimi. Bisogna. A Mujer che sarebbe una macchinetta che passa in mezzo alle file, ci sarebbe una macchinetta, no? Sì, adesso sta sperimentare la zappatrice meccanica.
una macchina che ha dei rotori e che passa vicino al radicchio, però bisogna sempre che sia uno da Dio che muove questi rotori qua. È logico che è un lavoro abbastanza impegnativo perché fa questo movimento intanto che te prosegui verso a fila, te può anche perdere la concentrazione, te può Anche forse mai? sbagliare e te fa danni. Comunque, diciamo che... Ma è ancora in fase di perfezionamento allora sta? Sì, perché di fatti si parla di mettere dei sensori che allora la macchina riesce già a lavorare da sola. Ma è in vendita? Qualcuno l'ha comprata questa macchinetta? Fardin? Fardin, esatto, proprio Fardin che devo sperimentarla. Quindi la meccanizzazione col radicchio prosegue malgrado tutto? Sì, prosegue. Difatti, come le dicevo prima, in certe aziende nel Padovano specialmente, tutto è successo perché prima facevano il variegato e il variegato ha un altro tipo di lavorazione. Di Castelfranco? Il variegato di Castelfranco. Adesso però si sta assottigliando anche là il guadagno e allora hanno visto che sul tardivo c'è un guadagno maggiore e hanno cambiato cultura, pertanto loro prima facevano 30-40 ettari di variegato, adesso fanno 30-40 ettari di tardivo. Dove, per dire, fare un paragone, 30 anni fa 30 ettari di tardivo lo faceva il comune di Treviso. Comune però no? Un'azienda. Ho visto Micheletto mi diceva che aveva trovato anche una macchina per fare la toelettatura. Esiste? Sì. Lui dice che ormai è sperimentata a un buon livello. Lei non si fida? Ancora? Logico che adesso rispetto a una volta il chitone non viene più considerato. Una volta se non aveva 10 cm di radice non era detto radicchio. Adesso massimo bisogna che sia 6. Quelli che sono trapiantati fra l'altro hanno una radice ancora più piccola perché l'apparato radicale è diverso, pertanto vanno tolte quasi tutte le foglie, rimane un pezzetto piccolo. Addirittura c'è chi fa proprio un moncone e lascia senza radice. Però ne risente la pianta perché quando cioè il radicchio è un ortaggio che ha la facoltà di mantenersi per una settimana se lo metti al fresco. Se togli la radice non ha più da vivere in poche parole, anche se magari dice la pianta è morta perché senza radice non c'è. Ma quindi questa macchina qui non vedi un problema? La macchina fa la radice rotonda ed è diversa da vedere, cioè, è come tutte le cose, quelle fatte a mano hanno un pregio, un valore, quelle fatte con la macchina sembrano fatte in serie, sembra fatte di plastica. Pertanto insomma sì. E dopo, tra l'altro, se uno è veloce a fare la toilettatura, non so dove c'è il guadagno, sul tempo penso non c'è da guadagnare. Per fortuna perché dicono che in uno solo riesce a fare come 3 persone, però c'è da dire che la macchina non ha l'accortezza di vedere la finitura che ha una mano, perché la mano se ha la foglia rovinata, se c'è la radice fatta male, la fa in un modo, se la macchina fa quello e basta. Pertanto secondo me la qualità non ne guadagna, cioè, le cose fatte a mano hanno un pregio per quel motivo, perché allora non sei cioè non ritieni che abbia un futuro questa macchina? Secondo me è fatta per chi vuole fare le cose all'industriale, tipo le persone che qua da noi un'azienda diciamo media alta ha dai 4 ai 5 ettari, chi ne ha anche 7. Là le aziende hanno dai 20-30 ettari. Cioè, quindi un'azienda del genere? La qualità non può essere paragonata dove c'è... alla quantità. Si ritorna sempre al discorso di prima che l'IGP ha un disciplinare, cioè
bisogna rispettare certe regole, ma anche sulla finitura, sull'imballaggio, su tutto, ha capito? Dove l'hai comprata questa? Su un banchetto al mercato Di Treviso o dove? E c'è ancora? in teoria sì, dovrebbe esserci. Quanti anni è che ha? Questa qua avrà 15 anni. Appositamente studiata per i radicchi allora? No. No, si può fare qualsiasi cultura, solo che è fatta in modo che riesci a passare in mezzo alle foglie senza rovinarle, perché vede che ha una parte fine dove non danneggia le foglie. Ma il manico vedo ancora artigianale o sbaglio? Il manico sì, è artigianale. Questo è fatto di Selger. Selger, che in italiano si chiama Salice? salice, sì. Ma chi è l'artista del manico qua? Il manico è il papà, Si chiama? Piero Poi. Poltro. È ancora, ma io sapresti farlo, lei saprebbe farlo il manico? Questo? Sì. Sì, perché fortunatamente la mamma mi ha fatto 2 mani d'oro, si può dire, perché riesco a fare un po' di tutto, anche perché giustamente bisogna imparare a fare un po' di tutto per poter risolvere i piccoli problemi immediatamente, perché se tu devi chiamare un tecnico o un fabbro, devi fermare la produzione, e invece se tu sai risolvere il problema da solo, ne guadagni nel tempo, no? Solo nei soldi, che bisogna arrangiarsi un po'. Bel campo, bella produzione veramente. Bravi. Sì, Speriamo che il reddito poi sia conseguente al lavoro e all'investimento. Abitate in questa casa qui voi? No, abitiamo sulla casa, adesso da qua non si vede. Non importa, sempre in San Vitale, diciamo. Sì, sono 200 metri, all'altezza della Casa Bianca che è qua, di fronte. Via Cornare? Esatto, facciamo angolo qua via Cornare. Insomma, diceva del reddito nel complesso. Il reddito nel complesso, diciamo che semplicemente avendo la manodopera familiare, che dà un attimo di garanzia, perché non avendo la manodopera da pagare, i soldini del costo del lavoro sono come in tasca, in poche parole. Purtroppo noi altri siamo abituati a non mettere in conto, perché e ore non le contiamo noi, perché specialmente in stagione, quando iniziamo la produzione del radicchio, si comincia presto, perché abbiamo da consegnare il prodotto a una certa ora, e dopo bisogna, in base a come lavora il tempo, perché se piove ti devi organizzare a raccogliere quando non piove e dopo lavorarlo sotto il capannone. Non più in stalla. Stalla carina ormai. Disciplinare non ci permette neanche. Ma a voi poi li mettete in una vasca, che tipo di vasca è oggi come oggi? La vasca è fatta normalmente in cemento, dove passa l'acqua corrente. Sì, ma non è oscurata, mi sembrava aver visto oscurata in qualche parte. La sera è oscurata, perché così diciamo facilita l'imbianchimento, perché per oscurarla cosa mettete? Un telo quindi che non passa la luce. È la prassi ormai oscurarla, quindi. Non è più il telo bianco e solo che si vedeva una volta. No, perché adesso il radicchio si fa da metà ottobre, diciamo, fino a fine aprile, prime di maggio, diciamo. Pertanto a marzo, aprile e maggio c'è tanta luce nel giorno, e allora il radicchio non viene più bianco, anche perché in quella stagione il radicchio tende ad andare a seme, perché vero? deve
Prosegue il ciclo, insomma. Esatto, conservare il ciclo. E allora con il telo che cura non va più a seme. Ma avete anche il frigo conservazione? O... Sì, sì. Ah, Sì, diciamo che che è un'azienda proprio siamo un'azienda piccola, però attrezzata, insomma. siamo abbastanza attrezzati perché Ma la funzione del frigo, mi spieghi in due parole? la questione del frigo serve per conservare il prodotto in modo che rimanga sempre, cioè, proprio però il frigo blocca la fase fenologica della pianta. La pianta, come la togli se la metti in frigo, si blocca in quel momento lo ha. Dopo, quando lo devi imbiancare, lo tiri fuori dal frigo e gli fai prendere un paio di giorni di ambientamento e dopo va imbiancato. E prosegue tranquillamente, Prosegue normalmente. Il vantaggio è che veramente si riesce a conservare la pianta e si può imbiancare il radicchio quando decido io, mentre se, come si faceva una volta, lo mettevi in stoccaggio sui tunnelini, se l'inverno era piovoso e non era mite, il radicchio si imbiancava direttamente sul campo, tunnelino, sul tunnel. E con di più cosa succedeva? Quando la pianta va in stress, o meglio, se non piove, allora sui tunnelini si appassiscono e il radicchio dopo diventa amaro. E quanti anni è che avete questo frigo conservazione? Dal 2001, sono già... Spero. Ma chi ha portato questa innovazione? Chi è stato? Questa innovazione è stato che tra l'altro adesso è mancato, non c'è più. Dal Bo? È un mio amico che aveva sempre tante idee per la mente e ha cominciato, ha detto proviamo a fare come fanno con le mele in Melinda, sempre preso spunto da questo Consorzio. E ha provato, infatti i primi che ho messo in cella frigo li ho messi nel 94. Addirittura. Ma da questo amico allora? Da questo mio amico. Come si chiamava? Gobbo Andrea. Ah, Andrea Gobbo, conosco, da zero. Sì. Era giovane lui. Sì. È morto purtroppo recentemente, 44. Sì, è morto 2 anni fa. Porca mastea. E dopo ho visto che funzionava, diciamo che con di più ha il vantaggio che avendolo in azienda, perché prima lo mettevamo a noleggio da questo qua, insomma, e non ce l'avevo a casa il prodotto, pertanto dovevo andarlo a prendere. In più con la cella frigo si ha il vantaggio che se per esempio succede che il mercato non riceve la merce perché c'è un esubero, si può rimettere il prodotto già imbiancato, però non finito, solo imbiancato, e rimetterlo di nuovo in cella frigo e si può... Ma è un locale come quello che hanno i magazzini di conservazione, non so, San Bovo? Esatto, sì, solo in dimensioni... minori ovviamente. Hanno quelle da dimensioni diverse. Quanti metri è grande il vostro? Il nostro fa 8 metri per 8 per 5 e mezzo. Ma c'è stato dentro quel consumo energetico e tutto? Certo. Consuma parecchio o no? Com'è? Con di più si comincia a mettere il prodotto a fine gennaio, ma quello lo mettiamo per portarlo a termine della nostra produzione del radicchio, perché si comincia già ad ottobre a mettere il primo, invece di portarlo nei campi come si faceva una volta, nei tunnel, sui tunnel, si mette direttamente sulla cella frigo, perché là si conserva perfettamente, insomma. Con di più hai la garanzia che
ti puoi fare la scorta, perché può succedere che piove, non riesci ad andare in campagna a raccogliere il prodotto e pertanto ti trovi che ti manca il prodotto da mettere in bianca e succede che magari dopo manca. Ma ascolta, voi la raccolta la fate con la macchina ovviamente? Sì, abbiamo la gola di un attimo, ma quella solo raccoglie il radicchio non è logico, dopo bisogna togliere le foglie. C'è chi magari mette già il radicchio sulle cassette o adesso sulle cassette perché è molto più sbrigativo. Diciamo che si può fare anche così, però abbiamo visto che la differenza la trovi dopo quando fai la tua elettratura. In che senso? Ci vuole molto più tempo per... Con la raccolta a macchina allora? No, quando si raccoglie il radicchio con la macchina, c'è chi prende il radicchio e lo mette direttamente sulla cassetta così come sta. Logico che magari in ottobre le foglie sono abbastanza sane, ma già a fine ottobre e nel resto del tempo che rimane per raccolta, le foglie si rovinano perché il freddo le danneggia e così cominciano a marcire. Se tu metti il radicchio che ha le foglie un po' rovinate, quando vai a fare la tua elettratura trovi il prodotto che è quasi tutto rovinato. E allora? Comunque voi l'agevolatrice di raccolta l'avete? Sì. Si chiama così, agevolatrice di raccolta? Sì. O non macchina raccoglie radicchio? La macchina raccoglie il radicchio. Avete un modello recente oppure? No, il modello, a parte che non ci sono state variazioni da come l'avevano l'avevano progettata 30 anni fa, perché la prima l'hanno fatta nel... Attorno al 90, 85, 87, 88 quegli anni. Ma diceva Micheletto che lui ha degli sbattitori. Sì, ma i sbattitori sono già da tanto tempo che quelli là servono perché la raccolta si fa quando d'inverno, quando la terra è anche bagnata, e allora se non hai sbattitori che ti aiutano a toglierla, specialmente se hai la terra pesante non riesci neanche a... Questa è una terra abbastanza... No, medio impasto, molto mi sembra buona, anche abbastanza... Sì. Ma da quanti anni avete la macchina? La macchina dal 97. Ah, sempre pionieri in un certo senso. Sì, diciamo sì, perché certe aziende anche più grosse di noi hanno cominciato dopo con la leva radicchio. E voi da questo punto di vista siete soddisfatti, diciamo, nel complesso, malgrado le critiche? Non si può lamentare, specialmente in questi momenti che sono difficili per tutti. Ma il reddito... Sì, noi siamo abituati a fare una media a fine anno perché ci sono momenti che guadagni molto e momenti che addirittura guadagni quasi niente, perché il prodotto è sempre condizionato dal mercato. Ma ascolta una roba, a proposito di mercato, se con tutta questa grande produzione che c'è, viene poi smerciato o no questo prodotto? Sì, perché se lei pensa che il prodotto che viene fatto soddisfa un quarto del prodotto interno, perché della richiesta intende, come del prodotto interno? come richiesta, perché per esempio ci sono anche qua al nord mercati che non conoscono neanche il prodotto perché non arriva. Quindi potrebbe essere... Basterebbe solo esportarlo un po' di più, solo che ci sono i costi per portarlo anche all'estero, per esempio. Comunque diciamo che... per il momento viene assorbita insomma la produzione. Esatto. Ma se dovesse fare una critica al consorzio, cosa che critica fa? Così, spassionatamente. Una critica al consorzio. Tante critiche. Diciamo
la critica al consorzio sarebbe quella di il consorzio dovrebbe coinvolgere di più le persone, adesso non so, I produttori. sì, i produttori, se c'è il modo per poterlo fare, perché per esempio prendo un altro prodotto per fare un paragone, il prosciutto di Parma o il parmigiano reggiano, se tu vuoi produrre il parmigiano reggiano devi iscriverti al consorzio, basterebbe anche farlo con il radicchio, se tu vuoi fare Ma non puoi il radicchio, obbligare uno. esatto. Però io non dico che non deve fare il radicchio il mio vicino, dico che anche tu, se vuoi fare il radicchio, devi partecipare al consorzio, perché il consorzio è un ente che ha bisogno di sovvenzioni, cioè ci sono spese da... Cioè, voi pagate anche qualcosa, ovviamente. Certo che paghiamo. Allora, paghiamo 130 euro per l'iscrizione al CSQA. Dopo paghiamo 1 centesimo al chilo al CSQA ogni prodotto, ogni chilo di radicchio certificato. E in più paghiamo sul bollino, c'è il costo di 21 centesimi, 0,21 sul tardivo e 0,15 sul precoce, e questo serve per sovvenzionare il consorzio. E funziona o no questo consorzio? Funziona sì, però una volta c'erano le varie enti che sovvenzionavano, i comuni, le province, la Camera di Commercio. Adesso i soldi non ce ne sono e stanno cominciando a tagliare i fondi. E quindi Ci sono i produttori che mantengono il discorso Sì, sì. del consorzio. siete voi praticamente. Esatto, Rischia di finire anche questo? rischia di finire. Come è già finito una volta? Ce n'era un altro? Sì. Una volta. Quanti sarete attualmente iscritti? Allora, iscritti ci sono 170 persone. Beh, insomma, Sì, ma ci saranno 2000 produttori di radicchio. Gli altri? meno del 10% dici? Si parla del 10%. Gli altri prendono i vantaggi senza dare... Bravo. Gli altri si mettono magari sul vagone dietro, però sono sul stesso treno. E alla fine, ma non è fare una critica che loro guadagnano più di noi, è che veramente il consorzio serve per garantire un futuro a questo prodotto, perché adesso forse è ancora presto, ma fra 10 anni questo passo, se non ci sono più guadagni su altre colture, per esempio sui cereali adesso siamo ormai a zero, e quelli che fanno cereali cosa fanno adesso? Se non guadagnano più, cominciano a guardarsi intorno, e allora? Vedo che sei un ragazzo giovane ma che ha idee aperte e complessive, hai uno sguardo complessivo della situazione. Ma infatti, come le ripeto prima, ho detto che ho scelto di fare questo lavoro perché mi piace, e purtroppo non si chiama più contadini, ci si chiama imprenditori agricoli, perché vuoi per la innovazione delle tecnologie o anche per diciamo tutta la burocrazia che ci naviga intorno, ti devi adeguare ai tempi.
Una volta bastava un rastrello e una forca, adesso ti devi Tutte le attrezzature. avere tutta l'attrezzatura e anche la mentalità proprio della... Ultima cosa, se no dopo non finisco più, ti lascio lavorare. Di che classe sei? 64, 64, quindi no. quasi 50 anni. Però gli anni cominci a averli anche tu. Sì. Hai figli per curiosità? Sì, ho un figlio Ah. che però Studia. studia, ma forse non ha la stessa idea di vedere questo lavoro, insomma, come La sua fonte di reddito futura. di reddito. Magari giovane, sì. È giovane ancora, quanti anni ha? 16 anni. Dai, aspettiamo che cresca. Sì. Come ti chiami il nome esatto? Io Renzo. Renzo Poi.